Non regge alla prova dei giudici del Tribunale del riesame di Palermo il teorema delle accuse contro Angelo Carità, 58 anni di Licata, imprenditore agricolo, e Angelo Bianchi, 37 anni, operaio e dipendente di Carità, arrestati lo scorso 20 maggio perché accusati di sequestro di persona, omicidio aggravato e occultamento di cadavere in riferimento alla presunta morte dell'imprenditore di Licata Giovanni Brunetto, del quale non vi è più nessuna traccia dallo scorso 7 maggio. I giudici li hanno rimessi in libertà per gravi carenze di indizi, accolte le istanze dei difensori, gli avvocati Nino Gaziano, Calogero Romelli e Daniele Cammilleri. Le ragioni dell'accoglimento delle richieste sarebbero da individuare non tanto nella valutazione del merito delle accuse, bensì per un fatto procedurale, dato che i due arrestati nella prima fase delle indagini sono stati interrogati dai pubblici ministeri senza l'ausilio degli avvocati difensori. Per la cronaca va detto che i due licatesi sono accusati dell'omicidio di Giovanni Brunetto, 56 anni, di Licata. I due sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP Ottavio Mosti, dopo che il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e il PM Luca Sciarretta avevano con proprio provvedimento disposto il fermo di polizia giudiziaria dei due. Per i giudici Giovanni Brunetto non è sparito volontariamente o accidentalmente, ma sarebbe stato ucciso e fatto sparire per togliere ogni traccia. A decretarne la morte, secondo gli elementi raccolti, sarebbe stato Angelo Carità, collaborato dal suo dipendente Angelo Bianchi per ragioni economiche. Pare infatti che la vittima da mesi tentava di farsi restituire dal Carità una somma considerevole, circa 50.000 euro, senza però riuscirvi.